a trovare, a cercare un senso a quel che ci raduna qua oggi pomeriggio, con tutti i nostri pensieri e domande. Affida a Dio questa vita che si è compiuta in maniera così drammatica per Lui e per noi. Ci dona il Signore di essere qui e di stare qui a affidare Paolo a Lui. Per questo entriamo nella celebrazione aprendoci a Lui, al Signore, invocando da Lui perdono per le nostre mancanze, per i nostri peccati. Ci basterebbe tornare indietro come è stato per Lazzaro, tornare indietro a prima di martedì. E invece ci sono i perché che non trovano risposta, siamo rimasti soli, uno va via tranquillo per un giro tranquillo con gli amici, invece guarda qualcosa che stravolge l'ordine naturale delle cose, che fa saltare i piani per quel dolcissimo, ma anche, è vero, stiamo diventando vecchi. E, detta a mezza voce alla moglie, qualcosa che lascia sgomenta tutta casa sua, dalla signora Marcellina ad Andrea Nea, mamma Rosa e tutti i suoi cari. È un po' se ci toccasse a noi adesso di improvvisare. Un cultore di buona musica come lui, con la sua predilezione per il jazz, conosce bene l'improvvisazione. C'è una melodia di fondo e poi ogni strumento, anche le voci, in qualche maniera si inventano. Il virtuosismo, il saperci fare, però amaramente si unisce a quell'avverbio improvvisamente che qui ci pesa e ci pesa molto. Ci sono le cose che possiamo progettare, pensare, pesare, creare, attività professionali, il rispetto e la stima della gente, la famiglia, il vivere per la famiglia, le passioni sportive in montagna e sul mare, quel saper fare trasmesso al figlio, l'essere persona che ama e amata, e in tanti qui dentro sicuramente potrebbero aggiungerne di considerazioni. Tocca fare i conti improvvisamente e senza alternative con la realtà della vita. A me piace definirlo un diamante fragile, ossimoro, non ci sta insieme. Il diamante non è fragile, eppure è così. Diamante perché è prezioso, inestimabile, perché è ricco di sfaccettature e di doni, perché piace a tante persone attorno e magari per maniere differenti all'uno rispetto a un'altra persona, nell'ascoltare, nel leggere anche qualcosa sui social. Ho perso il conto di tutte le sue passioni, invece sportive, musicali, culinarie. Questa vita che è un diamante è così bella al punto che Dio l'ha presa per suo figlio, ma diamante fragile, perché basta poco e d'improvviso ci sfugge. Don Antonio Chiereghin ieri pomeriggio ha celebrato le ultime esequie di Paolo Pagan. Ad accoglierlo una chiesa piena all'inverosimile di persone che lo conoscevano, che condividevano chi le sue passioni, chi il proprio tempo, chi a suo tempo il lavoro, e la sua famiglia racchiusa in un immenso dolore. Don Antonio ha ricordato Paolo durante l'omelia, le sue passioni molteplici e i suoi affetti a cui Paolo mancherà, costringendo i suoi cari a improvvisare una nuova vita contemplando la sua assenza. A ricordarlo la nuora e un'amica. La montagna ti ha ingannato e ti ha rapito, ha detto, considerando che una scomparsa così improvvisa non può che insegnare a cogliere l'attimo, a vivere il presente con tutto il nostro essere. La folla che si è raccolta sul sagrato per dare l'estremo saluto a Paolo ha dimostrato quanto affetto lo ha circondato in vita e un lungo applauso lo ha poi accompagnato. No, ma